Allora, Presidente Paolo Artelio, intanto io le do modo di prendere posizione centrale. Innanzitutto, prego, accomodatevi. C'è posto anche lì dietro, sulla vostra sinistra. Allora, innanzitutto, facciamoci un bel applauso che così ci riscaldiamo un attimo l'atmosfera. Grazie. Allora, ringraziamo naturalmente la Regione del Veneto per il contributo e il patrocinio, FIP e Confcommercio per aver contribuito e organizzato questo evento, questa cerimonia che è molto importante, è alla sua quinta edizione e vuole celebrare, ricordare, valorizzare le eccellenze venete, e sono parecchie, per ogni provincia nell'ambito della ristorazione e quindi dell'enogastronomia. Un'edizione itinerante, ha attraversato diversi territori provinciali, partendo da Padova, poi si è spostata a Verona, Belluno, Vicenza, siamo stati l'anno scorso a Longarone, adesso arriviamo qui, sede centrale Venezia, sede molto prestigiosa. E i riconoscimenti sono importanti e prestigiosi. Il punto di forza è la sostanza, come e dove vuole andare la nostra enogastronomia, la nostra ristorazione. Punto di arrivo non c'è, perché tutto sta... Attenzione, c'è un fischio pazzesco. Problemi tecnici. Tutto sta evolvendo, c'è una tappa fondamentale purtroppo che è stata quella del Covid. Dal Covid in avanti, queste sono delle osservazioni che sono state fatte a livello nazionale e poi coniugate a livello territoriale, il modo di proporre la ristorazione e di farla è cambiato progressivamente. Dati ufficiali completi sono quelli del 2023 che attestano una buona tenuta del sistema, un riprendere da parte dei consumatori le abitudini di frequentare i ristoranti, soprattutto di un certo livello, la crescita della qualità offerta. Purtroppo si sta creando un divario significativo, questo è stato registrato, tra una ristorazione che cresce moltissimo in qualità della proposta, in modalità del servizio offerto, quindi un valore aggiunto, e nella capacità però purtroppo del consumatore di fruire di un certo tipo di ristorazione che non è fruibile per tutti. Quindi la domanda è verso dove si sta andando? Sarà una ristorazione per tutti o solo per una cerchia elitaria? A livello Europa si segnano già dei momenti di criticità per i cosiddetti stellati, tra virgolette, che poi possono avere diversi riconoscimenti. Quindi merita anche questo delle osservazioni, delle riflessioni profonde. Ma tant'è, sarà il futuro a dirci come andranno le cose e anche la grande abilità dei ristoratori. Questo momento, dicevo, vuole celebrare la ristorazione d'eccellenza. Ci sono tre guide importanti che attestano con 2 certificazioni almeno quei ristoranti che si sono contraddistinti. Quest'anno sono 39 e poi ci sarà una premiazione particolare che riguarda FIPE Innova, ovvero l'innovazione. L'anno scorso abbiamo parlato di sostenibilità, quindi ristoranti sostenibili, quest'anno invece quei ristoranti che hanno saputo innovare in qualsiasi ambito la loro proposta, la loro offerta o in più ambiti. Non è cosa semplice, ma è molto importante, anche perché il consumatore, il fruitore chiede, si aspetta sempre qualcosa di particolare, un quid pluris, qualcosa di diverso. Allora, procederemo con i riconoscimenti, ma nell'ambito di questa mattinata incominceremo anche poi con un confronto letterario molto molto interessante, ma non vi anticipo niente, do la parola naturalmente al Presidente Paolo Artelio, Presidente FIPE Veneto. Un bel applauso. Buongiorno a tutti, intanto grazie ovviamente a tutte le eccellenze venete che sono sedute in questa sala. Volevo portare e ringraziare Matteo Musarci, vicepresidente nazionale, che è venuto a trovarci, quindi dopo ci porterà i saluti della FIPE nazionale, e al cuore di questa manifestazione il dottor Alaimo, che è ovviamente stato ed è sempre nel cuore di tutti noi, perché è anche il fondatore di questa bellissima giornata. Quindi un grazie a tutti voi, la giornata sarà abbastanza lunga ma interessante e quindi sarò molto breve e vi porto i saluti un'ulteriore volta e passo subito la parola alla dottoressa.
Allora, doveva esserci la presenza, i saluti istituzionali del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Non può essere presente, penso sappiate tutti, tutta la Regione e il Consiglio sono convocati con una mattinata molto intensa di lavori, purtroppo per noi, ma tant'è. Ci porta però i suoi saluti, in modo particolare rivolti al Presidente regionale FIPE e Vicepresidente nazionale, tra l'altro Paolo Artelio, ma a tutti quanti voi. Ringraziandovi del cortese invito, mi duole comunicare che, come già anticipato dalla mia segreteria, a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò partecipare alla cerimonia di premiazione dell'iniziativa The Land of Venice Food Excellence. Comparto enogastronomico del Veneto ha sempre rivestito un ruolo centrale nella promozione dei prodotti della nostra terra. Grazie al lavoro instancabile e alla dedizione dei nostri ristoratori, i sapori autentici e le eccellenze locali sono portati alla ribalta, valorizzando l'intera filiera produttiva. Questo riconoscimento va oltre il semplice apprezzamento culinario, è un omaggio a chi con impegno quotidiano trasforma materie prime di qualità in esperienze gastronomiche indimenticabili. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i premiati per il loro contributo alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico veneto. La vostra abilità e creatività non solo arricchisce le nostre tavole, ma concorre anche a tenere alto i nomi dei nostri territori, sia a livello nazionale che internazionale. Augurando il meritato successo all'iniziativa, concludo porgendo a tutti i presenti i saluti della Regione del Veneto e i miei più cordiali. Dottor Luca Zaia. Facciamo un applauso. Comunque io ringrazio anche della presenza le altre autorità e istituzioni che avremo modo di seguire nel corso della mattinata, tra cui anche il dottor Matteo Musacci, vicepresidente FIPE nazionale. Facciamogli anche un applauso. E adesso vorrei dare la parola con altri saluti istituzionali, però a questo momento di confronto che è molto interessante e anche particolare, e quindi invitare qui sul nostro palco per parlare del senso buono quando il cibo è diventato food, un libro molto interessante, in parte provocatorio, adesso capiremo fino a che punto, di Anna Prandoni, che è una giornalista e scrittrice enogastronomica, autrice del Senso Buono appunto, e anche si occupa dell'inchiesta gastronomica. Intanto un bel applauso, prego. Condurrà l'intervista Andrea Bettini, narratore di impresa, curatore del Festival Dialoghi d'Impresa. Prego. A voi quindi la parola. Buongiorno, eccoci qua. Il mio funziona. Ma che bella sala. Allora, buongiorno a tutti. Io sono particolarmente emozionato e adesso vi spiego il motivo. Uno, perché ritrovo e con molto piacere la mia amica, sottolineo amica, Anna Prandoni, che adesso avrete modo di conoscere. Il secondo motivo è legato a quell'insegna che vedo qui dietro, quindi Veneto Food Excellence. Giustamente sono stato presentato come narratore d'impresa, faccio parte di questo studio che mette insieme, che si chiama Predestinato Bettini Associati, che mette insieme architettura, design, comunicazione. Sono curatore di questo festival Dialoghi di Impresa, che cito perché Ascom Confcommercio Veneto è partner di questo progetto, che si terrà dal 7 al 9 novembre. Ma l'emozione parte anche perché io sono nato all'incirca 50 anni fa, nel novembre del 72, quindi 52 anni fa, in quel di Isola della Scala, e adesso con lo sguardo sto cercando Giancarlo Perbellin, eccolo là, che credo che conosca molto bene questo luogo, perché è la patria del riso vialone nano. Sono rimasto lì fino all'età circa di 20 anni, poi mi sono spostato su Venezia e giro particolarmente, i miei racconti vanno su tutto il Veneto, vabbè, il mio quartiere generale è Treviso, e guardo qui Elisa, insomma, la patria del tiramisù, insomma, ci sono tanti temi che si potrebbero raccontare da un punto di vista enogastronomico.
Oggi ho il piacere di tornare a dialogare con Anna e con Anna secondo me ci saranno diverse cose da condividere. Ecco, quello che ci piacerebbe è un dialogo tra me e Anna, ma vorremmo che questo dialogo si allargasse a tutti voi, perché effettivamente partiremo da questo libro, che posso anticipare, poi lo riceverete appena uscirete da questa stanza. Infatti sarebbe stato bello che l'avessero già letto, perché non esageriamo. E partiremo da questo libro, ma vedrete che toccheremo diverse leve, credo che vi riguardino specificatamente. Allora, prima di iniziare il dialogo, io direi facciamo un identikit di chi è Anna, perché io ti ho conosciuta ormai diversi anni fa, in quel che era all'epoca eri alla Cucina Italiana, poi ti ho ritrovata insieme al maestro Gualtiero Marchesi alla sua accademia, quindi diamo un attimo un identikit, perché Anna Prandoni è una persona informata sui fatti quando si parla di enogastronomia. Bisogna vedere quanto tempo abbiamo, perché sai che io ci metto sempre un sacco di tempo. Allora, per 3 minuti per questa prima domanda. Buongiorno a tutti, intanto grazie mille, anch'io sono particolarmente emozionata perché di solito ascolto voi parlare e quindi essere dall'altra parte mi emoziona molto. Ho iniziato a fare questo lavoro nel 2000, sono stata molto fortunata perché ho iniziato a lavorare all'interno di una scuola di cucina, alla Scuola della Cucina Italiana, e all'epoca non era il mondo del cibo che conosciamo oggi, ne parlavamo solo tra di noi, non c'era tutta quell'attenzione che c'è oggi. E ho imparato prima la tecnica di cucina, prima a stare dentro una cucina e poi ho trasferito tutto questo negli articoli. Io ho sempre voluto fare la giornalista, ho sempre pensato di voler mettere insieme il giornalismo e l'enogastronomia, perché fin da piccola l'enogastronomia mi ispirava, non so per quale motivo. Avevo proprio questo sogno di entrare nelle cucine, di capire che cosa succedeva lì dentro. Sarà che mia madre non è una grande cuoca. Di necessità virtù. Esatto. E quando ho iniziato alla Scuola della Cucina Italiana ho capito perché mi affascinava così tanto questo settore, perché è il lavoro più bello del mondo, anche il lavoro più faticoso del mondo, e è il lavoro probabilmente che più di tutti si avvicina a un altro dei miei grandi sogni, che è la danza classica. Ora voi direte cosa c'entra tutto ciò? La ristorazione con la danza classica? Tantissimo. Soprattutto quel balletto meraviglioso che succede nel momento in cui inizia il servizio. Ho la pelle d'oca ogni volta che ci penso, perché per voi probabilmente è la quotidianità, per me no. Io lo vivo sempre per interposta persona, quindi vi guardo fare questa cosa e ogni volta sono affascinata da quanto è tutto perfetto, nonostante la perfezione non possa esistere. Ed è esattamente quello che mi hanno insegnato quando ho iniziato a fare i corsi di danza classica. La tendenza alla perfezione, la possibilità che tutto il gruppo lavori all'unisono, senza infastidirsi, ma collaborando, per arrivare al pubblico con un sorriso come se nulla fosse, mentre dietro lì c'è l'inferno e lo sappiamo tutti. Credo che a riguardo in sala ci sarebbero diverse testimonianze, esatto, che potrebbero sostenere ciò. E per me questa è magia pura ed è meraviglioso viverlo da cliente, ma secondo me viverlo dietro le quinte ti dà un'energia, è proprio bello, ha una bellezza in sé incredibile. E insomma, affascinata da tutto questo mondo, partendo dalla parte tecnica, ho avuto la fortuna di conoscere tanti di voi lì e quindi sono entrata in contatto con questo universo dal punto di vista appunto più tecnico. Continuo a pensare che il giornalismo enogastronomico debba essere giornalismo tecnico. Non posso immaginare che una persona là fuori, che non è mai stata dentro una cucina, che non ha mai fatto un servizio nella sua vita, sia in grado di raccontare questo universo
con gli stessi strumenti che può avere una persona che invece l'ha vissuto da dentro. Perché studiarlo è una cosa, ma viverlo è proprio diverso. Da lì poi è stato tutto le cose sono capitate e ho iniziato a scrivere per il sito della cucina italiana, anzi diciamo che nel 2007 l'ho proprio costruito, perché nel 2007 i siti non erano... digitale, no, forse. esatto. E ho avuto questa fortuna, per cui il digitale che in quel momento stava nascendo è stato un'altra grande passione. Ho aperto, non so, Facebook della cucina italiana, tra l'altro tirandomi le ire dell'editore perché diceva che non era assolutamente il caso di essere su Facebook. Vabbè, poi ci ha ripensato. E poi ad un certo punto mi hanno detto, beh, a questo punto forse è il caso che tu lavori anche sulla rivista. E quello è stato un altro passaggio fondamentale. Perché stiamo parlando della Bibbia, insomma. Insomma, la cucina all'epoca italiana, sicuramente era uno dei pochi giornali che parlava sì di cucina, perché c'erano le ricette, c'erano le recensioni, ma cercava anche altri modi di raccontare questo settore. Ad un certo punto quell'esperienza meravigliosa che è durata 15 anni è finita, e però ne è iniziata un'altra altrettanto meravigliosa con una persona splendida che è stato il signor Marchesi, con cui ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare Marchesi. per un po' di anni, fino a quando poi è mancato, e lì più che di cucina ho imparato di persone e di curiosità e di attaccamento al lavoro, che non era nemmeno attaccamento al lavoro, era vita semplicemente, e quello è stato un periodo davvero importantissimo, di grandissima formazione, ancora una volta tecnica, ma forse ancora di più di pensiero su questo settore. E poi vi devo dire, quando lui è mancato io ho avuto un attimo di smarrimento, perché non avevo più ben chiaro che cosa si potesse fare in questo universo, perché questo universo era molto cambiato, molto. E, rispetto a quando ho iniziato io, la comunicazione del cibo è davvero caotica, possiamo dire così. Ma ci arriveremo poi su questo. E quindi ho deciso che bisognava fare qualcos'altro, e ho provato a mettere insieme il giornalismo, che rimaneva una delle mie più grandi passioni, e questo settore. E quindi è nata Gastronomica, che è un verticale dedicato a questi temi all'interno di un quotidiano, e quindi deve avere dei linguaggi molto diversi da quelli per addetti ai lavori, deve essere molto più divulgativo, ma non volevo fare una cosa che fosse divulgativa e basta, semplificando eccessivamente i messaggi. E quindi ho cercato di applicare le regole del giornalismo all'enogastronomia. Non so se ce l'abbiamo fatta, insomma ci stiamo provando, è una strada che stiamo percorrendo. Un'altra persona che ha segnato molto il mio pensiero su questo argomento è Alberto Capatti, che non so se conoscete, è uno storico dell'enogastronomia. Lui dice sempre che le piccole storie del cibo raccontano la grande storia. Ecco, noi proviamo attraverso le piccole storie del cibo a raccontare la storia d'Italia, se non altro, provando a cogliere le tendenze, provando a cogliere gli spunti e provando anche un po' a mettere in discussione sia questo settore che come viene raccontato questo settore. Allora, quindi abbiamo fatto un piccolo identikit di Anna, perché è importante capire, insomma, che come divulgatrice nell'ambito dell'enogastronomia è una persona che ha fatto un percorso importante, fatto anche di incontri altrettanto importanti. Allora, arriviamo a questo libro, un piccolo libro, ma che ci sono tantissimi spunti. Sentivo prima che si diceva che quest'anno il tema è l'innovazione, coloro che saranno premiati è questo diciamo l'elemento cardine, e poi sentivo che la domanda dove stiamo andando, che queste due cose adesso ce le teniamo lì. Questo è un libro che effettivamente, guarda, leggo la sinossi.
Più cibo, meno food, più cuochi, meno chef, più vino, meno sommelier. Manuale per ritrovare la giusta misura in un mondo di integralismi e falsi miti. Effettivamente allora, è un libro assolutamente gradevole nella sua lettura, ma che dà tanti spunti e soprattutto che va contro molti luoghi comuni. Allora, innanzitutto iniziamo dal titolo. Io ho scoperto il senso buono, che quindi non abbiamo 5 sensi, ma ne abbiamo 6, e questo senso buono è quello che ci permette di utilizzare meglio gli altri, è corretto? Ma sì, allora il pensiero del libro nasce proprio per cercare di trovare una strada possibile tra gli integralismi. Io credo che in questo periodo storico, come mai, siamo bianchi o neri e non c'è nessuna scala di grigio, ma noi sappiamo benissimo che la realtà non può essere bianca e nera o nera, ma è piena di una scala di grigi che cercano di mediare, di mettere insieme questi due fazioni che in questo momento si scontrano e non hanno possibilità di unirsi in nessun modo. Ad ogni presentazione, scherzando, dico che è un libro democristiano, perché davvero invece credo che se il vino naturale sta qui e il vino convenzionale sta qui e non parlano e non dialogano, non andremo da nessuna parte. E come vino naturale e vino convenzionale potrei dire alta cucina e trattoria, potrei dire appunto chef e cuochi, potrei dire sommelier e persone che bevono. Ci sono un sacco di dicotomie, un sacco di luoghi comuni che sono parole ormai vuote completamente di significato, che usiamo perché sono lì e perché sono facili. Che diventano degli intercalari. Sì, e le abbiamo consumate però. Penso a sostenibilità, eccellenza, territorio, ma potrei andare avanti per, non so, grani antichi, lievito madre, cioè, possiamo dire splendida cornice, ne possiamo dire mille, no? Sono parole che noi abbiamo imparato, chilometro zero, me ne vengono in mente mille, biologico. E qua è importante invece quello che dicevi tu, andare sulla sostanza delle cose, capire, sì, conoscere. Sì, provare a capire perché dico biologico e perché mi sembra che comprare biologico sia meglio che comprare convenzionale. Semplicemente perché biologico ormai è una parola che abbiamo lì, che se la usiamo in società va sempre bene, no? Io compro bio, va bene, funziona, faccio un po'. Poi io nelle presentazioni spesso faccio le domande alle persone che non sono come voi, ovviamente, che sono delle persone comuni, che non si occupano di questo settore, dico: comprate biologico perché pensate che vi faccia bene alla salute? E tutti sì. E io dico, beh, ma non è così, nel senso, non c'è nessuna prova scientifica che una mela biologica faccia meglio al nostro corpo di una mela fatta con agricoltura convenzionale. E tu gli smonti un mito, no? Poi dici, però attenzione, se tu compri biologico perché pensi che non dare troppa chimica al terreno ci aiuti a lasciare il terreno in condizioni migliori e quindi stai aiutando il pianeta con questa scelta, allora sì. Ah, ok, allora va bene. Però poi ci ripensano perché dicono, beh, però perché io devo spendere più soldi per far star meglio il pianeta? Io voglio stare meglio io, no? Allora poi gli spieghi che il biologico è un bollino che dipende da una società e cominciamo a mettere un po' di tasselli e spiegare alle persone che non è tutto facile come sembra e prendere una posizione decisa è veramente complicato, è molto più complicato di come sembra. E quindi la domanda classica è però che fatica, come facciamo? E io rispondo, facciamo come quando per esempio scegliete quale telefono comprarvi, che vi informate e sapete tutto, e il chip e le cose, la telecamera e quanti... Lo fate, no? Lo facciamo tutti. Ma questo non diventa noi.
Questo è uno strumento che ci aiuta a essere connessi col mondo. Quello che mangiamo diventa noi, diventa parte di noi, ci costituisce. Vorremmo occuparci di quello che diventa parte di noi? Vorremmo pensare a che cos'è quello che mangiamo, da dove viene? E facciamo un passo ulteriore. Vorremmo occuparci di chi l'ha cucinata quella cosa? Vorremmo occuparci del campo da dove è venuta e della persona che ha raccolto quel pomodoro che mangerò oggi a pranzo? Ecco, se iniziamo a pensarla in questo modo, iniziamo a capire che il cibo racconta 1000 storie diverse e può essere uno strumento importante anche per far cambiare le cose, perché comprare un pomodoro coltivato bene da una persona che paga correttamente le persone che lo coglieranno, con una filiera controllata, che arriva sulla mia tavola e viene cucinato bene e viene presentato bene, ha un peso sociale, politico, importantissimo, fondamentale. E noi come consumatori questa cosa la possiamo fare perché siamo noi che decidiamo se comprare il pomodoro primo prezzo 0,99 al supermercato o comprare il pomodoro di filiera, buono, ben fatto. Cosa significa? Spenderò di più? Sì. Sì. Servirà più tempo? Sì. Servirà più impegno? Sì. Punto. Ascoltami, mi aggancio a quello che tu appena hai detto. Innanzitutto tu esordisci il libro dicendo che mangiare è un atto culturale, oltre che sociale e anche politico, mi verrebbe da dire. Sì. Perché c'è tutta questa confusione attorno al cibo? Cioè che hai detto bisogna creare gli schieramenti, cioè o tutto bianco o tutto nero, si leggono libri e articoli i più diversi dove uno smentisce l'altro, è veramente un circolo vizioso. E soprattutto, quando è che il cibo è diventato food? Ecco, sempre domande facili, Bettini, grazie. Questo è un mio tormentone da un po'. Ad un certo punto, nel 2015, quando sono uscita dalla cucina italiana, mi sentivo un po' appunto persa e avevo bisogno di qualcosa a cui ispirarmi. E ho cominciato a guardarmi in giro e a capire come il cibo veniva comunicato. E non so se avete avuto anche voi questa impressione, ad un certo punto, quando il cibo è andato in TV, è magicamente diventato food. Quando io ho iniziato la cucina italiana, nessuno di noi avrebbe mai scritto food, perché non era necessario chiamarlo food, si chiamava cibo e andava bene così. Poi ad un certo punto il cibo è andato in televisione e magicamente è diventato food, perché è diventato intrattenimento. Ci sono 1000 trasmissioni televisive e queste trasmissioni televisive in realtà fanno diventare il cibo un intrattenimento. È esattamente come una canzone di X Factor, come qualsiasi altro telefilm, ma il cibo non è quella cosa lì. Il cibo è proprio un'altra cosa per noi. Non è una canzone, non è un libro, è, come dicevo prima, una cosa che poi diventa parte di noi. E senza diventare retorici, ma buttare il cibo perché non è impiattato bene è agghiacciante se ci pensate, no? Eppure quella cosa in qualche modo ha acceso un riflettore, ha puntato un faro su questo settore, perché non possiamo negarlo, non possiamo negare che MasterChef comunque sia stato, ma scusate, non volevo dirlo, ma insomma l'ho detto, vabbè, quello e tante altre trasmissioni. Ha aperto un po' le porte su questo settore, però forse ha raccontato un pezzo di questo settore e da lì tutti hanno cominciato a diventare grandi chef, no? Tutti, e grandi critici gastronomici. Un'altra trasmissione, no, che dà i voti poi ha portato le persone ad andare al ristorante per darvi i voti, che è una cosa che io trovo agghiacciante, perché io non vado al ristorante per giudicare gli chef o i camerieri o per vedere se sbagliano. No, io vado al ristorante per stare bene. Noi siamo sempre andati al ristorante per stare con le altre persone, per mangiare, per essere felici, no?
era un atto sociale. Oggi spesso diventa andiamo lì a vedere com'è, ma chi se ne... no? Perché deve essere un giudizio? Perché? Perché così diventa intrattenimento, così lo facciamo diventare food e così magari ne parliamo e forse anche noi che questo ambiente l'abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo da dentro, abbiamo avuto un piccolo riscatto. Quando io ho iniziato questo lavoro e volevo fare la giornalista, quando mi hanno detto beh, c'è un posto alla cucina italiana, per me era il sogno perché ero fissata col cibo. Ma poi quando andavo a parlare con gli altri giornalisti di altri giornali, vabbè, te scrivi di cucina, della serie, ma dai, su, mica è economia, mica è... Oggi posso dire a buon diritto che no, hai ragione, non è solo economia, no, non è solo medicina, no, non è solo cultura, no, non è solo politica, è tutto questo, tutto insieme. E quindi sicuramente diciamo che gli ultimi 15 anni ci hanno aiutato tutto il settore a diventare qualcosa di più interessante dal punto di vista comunicativo, con tutte le problematiche che può comportare questa cosa. E quindi, essendo un settore molto di moda, moltissime persone ci si sono buttate, moltissime persone aprono dei ristoranti perché pensano che sia facile, certo, come no, hai voglia, provaci. Moltissime persone scrivono di cibo perché tanto cosa vuoi che ci voglia. Poi provate a fare una ricetta, provate, non viene. Provate a leggere queste recensioni, aiuto. E anche qui, perché non scrivono di altro? Perché scrivere di altro è più complicato. Ti faccio una domanda che credo che sia importante, perché tu hai detto, giustamente adesso parlare di cibo ha una sua importanza, anzi è fondamentale. Quanta responsabilità c'è? Cioè chi fa il tuo lavoro nel riuscire a dare un po' di luce, cioè a far capire un po' meglio le cose e far sì, allora tu sai, io arrivo dal mondo della narrazione, e far sì che le storie ci siano, ma che le storie siano supportate dalla sostanza delle cose. È tantissima responsabilità che spesso viene sottovalutata. Per esempio, io vado in un ristorante, mangio male e scrivo una recensione negativissima. Sappiamo benissimo che in tutti i vostri ristoranti, almeno un giorno nella storia, le cose non sono andate come dovevano andare. Capita a tutti, no? E io sono venuta proprio quel giorno lì. Voi per 364 giorni avete lavorato perfettamente e quel giorno avete lavorato male. E io vi scrivo una recensione cattivissima che vi dà un vero problema a livello economico. Perché? Ha senso? Molti miei colleghi sostengono che sì, perché comunque voi dovete essere perfetti sempre. Loro saranno perfetti sempre, non lo so. È chiaro che nel momento in cui una persona arriva nel vostro ristorante si aspetta che sia al 100%, per forza, è necessariamente così. Però può essere che non sia così. E quindi se io dovessi essere un giornalista serio, per fare una recensione soprattutto negativa dovrei essere venuta un po' di volte e dovrei avere la consapevolezza che le mie parole possono influenzare non tanto le persone che verranno poi al vostro ristorante, ma voi e le persone che lavorano con voi e il contesto e il comparto. È responsabilità. Poi non dico che non si possa fare se c'è una giustificazione per quello che sto scrivendo e se è oggettivo quello che ho fatto. Se è una presa di posizione tanto per no. Allora, per esempio, vi ricordate sicuramente di quell'episodio di cronaca bruttissimo di quella ristoratrice di Lodi. C'è una responsabilità di qualcuno che ha scritto delle cose? Sì, io penso proprio di sì. Non doveva scriverle, forse doveva semplicemente, prima di amplificare a quei livelli un episodio, indagare un pochino meglio. E io credo che questo sia il ruolo del giornalista.
il giornalismo deve servire a quello, deve essere la disintermediazione tra quello che succede e quello che racconto alle persone e come lo racconto alle persone, perché le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti, e come racconto le cose cambia sostanzialmente il messaggio che arriva e può fare dei danni. Poi probabilmente quella cosa sarebbe successa comunque perché c'era una fragilità, ma non possiamo saperlo. E quindi anche in questo senso fare questo lavoro significa avere una grande responsabilità, sì. Ascolta, invece ti porto a un tema che credo che interessi un po' tutti qui in sala. A un certo punto tu dici, come scegliamo quello che mangiamo e soprattutto dove lo mangiamo? Guide stellate, blog, pagine social, recensioni online e offline. I metodi sono tanti, forse troppi, e la confusione regna sovrana, facendoci rischiare pessime serate. Eppure, una volta era così facile. Quindi oggi, com'è che si sceglie dove andare a mangiare? So che anche a te ogni tanto chiedono, e poi non No, vanno, però. mi chiedono in continuazione la domanda che odio di più al mondo, non so se capita anche a voi, no? Ma mi consigli un ristorante? No, oddio, perché non lo sai mai chi hai davanti, davvero, anche se è un tuo amico, non sai mai dove vuole andare, perché la scelta di un ristorante è un affare veramente complicato, ma molto complicato, dipende da un sacco di fattori. E io continuo a pensare che spessissimo chi è deluso da un ristorante è perché ha scelto male quel ristorante dove andare. Adesso lo possiamo dire, tanto siamo tra di noi. Non è che sono proprio informatissimi, no? Quelli là che stanno là fuori. Mi consigli un ristorante di pesce e tu dici, ma di pesce che? Cioè, a parte che non so se esistono ancora i ristoranti di pesce, sì, esistono, vabbè. Ma quanti siete? Che età avete? Che occasione è? Quanto volete spendere? In che zona volete stare? Ci sono 1000 cose che incidono sulla scelta di un ristorante e sbagliare il ristorante fa sbagliare veramente la serata, anche se quel ristorante è perfetto in sé, ma io non volevo quella cosa. Io ieri sera ero con degli amici e mi hanno portato nel loro ristorante del cuore. Io a Venezia vengo, non so, 4 volte l'anno. È chiaro che vorrei andare da turista, no? In un ristorante tipico. Ieri sera mi hanno portata in un cocktail bar che faceva cibo sudamericano. È stata una serata bellissima, mi sono divertita un sacco. Mi aspettavo quella cosa lì? No, mi aspettavo una serata completamente diversa. La compagnia in quel caso e anche quello che ho mangiato, che era buonissimo, mi hanno fatto comunque, mi hanno accontentata, ma poteva non essere così. E quindi scegliere consapevolmente il ristorante è complicato. Le guide mi possono aiutare, sì, sempre che io legga la guida giusta, però. Ne ho scritto proprio sabato, tra l'altro, di questo argomento, perché spesso si dice no, la Michelin è molto tradizionalista, la 50 Best solo ristoranti creativi, identità golose, ma insomma, slow food, allora se vogliamo andare sulla tradizione, ecco, ognuna di queste guide ha il suo target di riferimento e non essere nella Michelin non vuol dire non fare buona cucina, vuol dire semplicemente che non sei un ristorante che corrisponde al target di riferimento di Michelin. Semplice. E quindi Michelin, che è esattamente come me, cioè una guida per i ristoranti, inserisce al suo interno i ristoranti che secondo lei entità così astratta, sono adatti al suo target di riferimento. È abbastanza facile se la guardiamo da questo punto di vista. Forse potremmo anche smettere di fare tante polemiche sulle guide se le guardassimo dal loro punto di vista invece che dal nostro. Ascolta, un altro tema è legato al prezzo e alla percezione, cioè tu ne parli anche nel libro. Qual è il prezzo giusto?
se esiste. E perché certe volte si va al ristorante e si dice ok, sono contento, cioè ho mangiato bene e il prezzo lo trovo congruo e in altre occasioni no. Cioè come funziona? Allora, normalmente troviamo congruo un prezzo più basso di quello che ci aspettavamo di spendere. Facile. Però spesso non ci rendiamo conto che quello che paghiamo non è quello che abbiamo nel piatto. È una lotta che faccio quotidianamente con mio padre, per esempio. Però sono andato lì, gli spaghetti alle vongole costavano 18 euro. Ma non costano 18 euro. No, infatti, non stai pagando gli spaghetti alle vongole. Gli spaghetti alle vongole sono un dettaglio del tuo conto. Ogni tanto proviamo su Gastronomica a fare l'elenco delle cose che servono per portare quegli spaghetti alle vongole lì, in quel piatto. E credo che sia una parte di narrazione che manca totalmente, no? Manca. Perché c'è l'affitto, c'è il personale, c'è la tovaglia, anzi a volte non c'è più, ma c'è il tavolo che è costato di più del lavare le tovaglie, c'è il piatto, la stoviglia che abbiamo scelto, c'è il trasporto, c'è la luce, le tasse. Ho detto tasse, scusate, non dovevo. E quindi è normale che la percezione che tu hai, tu stai comprando quel piatto, ma non è vero. Non stai comprando quel piatto, stai comprando quella Insieme. cosa che c'è tutta intorno. E stai anche comprando l'esperienza, che è un'altra parola vuota, ma se la diciamo tra di noi ci capiamo, che è quel piatto di spaghetti alle vongole. E anche il fatto che tu non sei a casa tua e non hai dovuto fare la spesa, non hai dovuto portare tutto fino a casa, non hai dovuto cucinare, non hai dovuto imparare a fare quel piatto. E quindi forse spiegare ancora meglio, ancora di più alle persone cosa vuol dire portare quel piatto di spaghetti alle vongole al tavolo può farci capire meglio che valore deve avere quel piatto. Ritorno agli spaghetti al pomodoro di prima, dell'inizio. Andiamo al supermercato, primo prezzo, 0,99, prendiamo, torniamo a casa, ci facciamo gli spaghetti, la pasta con il pomodoro, accendiamo la TV e c'è una notizia. E un bracciante è morto. E noi ci indigniamo e continuiamo a mangiare i nostri spaghetti col pomodoro 0,99, primo prezzo. Non sto dicendo che il caporalato non esiste, il caporalato esiste, è una cosa tremenda e deve esserci un intervento politico. Bene, detto questo, se noi non abbiamo la consapevolezza come consumatori che quella passata di pomodoro a 0,99 non esiste, non può esistere, il problema è un po' anche nostro. Ritorno qua, perché 1.500 euro qua sì? Perché? Ascolta, c'è un altro, sto saltando perché allora, tutti i tuoi capitoli sarebbero meritevoli di un approfondimento, ma richiederebbe minimo una giornata, però c'è un capitolo dedicato più local, meno global, a eccezione delle idee. E con questo volevo anche agganciarmi al tema dell'innovazione. Tradizione da una parte e innovazione dall'altro. Cioè, Non si può dire tradizione e innovazione, Bettini, no. No, io ti voglio portare proprio qua, a questo punto. Ah, così? Sì. Cioè, come si può innovare mantenendo però saldi alcuni principi dati dalla territorialità? Allora, mentre ero in albergo vicino a Rialto e sono venuta a piedi e ho visto un sacco di vetrine con i cannoli siciliani, ma ce ne sono tante. E ho pensato che venerdì il venerdì esce la mia newsletter, venerdì scriverò un articolo perché a Venezia siamo costretti a vendere i cannoli siciliani. E prima mi sono indignata, tanto per cambiare, no? Ho detto, ma dai, ma allora no, perché? Perché i cannoli siciliani? Poi mi sono guardata in giro e ho detto, ma questi qui, gli stranieri,
come fanno a sapere che i cannoli siciliani non sono di Venezia? Ma qualcuno gliel'avrà mai spiegato? Perché magari uno che viene da Tokyo, o magari no, magari da Tokyo sì, ma da una piccola regione del Giappone o della Cina o... L'Italia è l'Italia. È l'Italia, chi se ne frega se siamo in Veneto e quelli vengono dalla Sicilia. È Italia, no? E il tiramisù, è ovunque nel mondo, chi se ne frega dove siamo precisamente, anche perché noi, voglio dire, noi siamo in Veneto e pensiamo che la Sicilia sia il posto più lontano del mondo. Ma cioè, così E quindi nell'universo mondiale forse non c'è neanche tanto da indignarsi. Forse ci sarebbe da indignarsi se qui ci fossero solo cannoli alla siciliana. Allora sì, dici no, vabbè, allora no. Però spesso noi ci ancoriamo tantissimo alla tradizione, non prendendo mai in considerazione che la tradizione è esattamente come la storia. È in perenne evoluzione, è costantemente in evoluzione. E quindi, non so, pasta alla carbonara, spaghetti alla carbonara, ok? Li mangiamo come li mangiavamo 50 anni fa, oggi no. No. Sta polemica del guanciale è una roba di recente, non è nata col guanciale, non è nata con la cremina. Eppure adesso, se non la fai col guanciale, non la fai con la cremina, è un disastro totale, apocalittico, e non stai rispettando la tradizione. Ma la tradizione di che? E soprattutto, quanti anni ha la pasta alla carbonara? È recente, sarà degli anni 50. Che tradizione? Cioè, sì, è una tradizione, per carità, ma non è una cosa alla quale dobbiamo aggrapparci come se, oddio, ci sta sfuggendo. No, non per forza. Io non sto dicendo che ce la dobbiamo dimenticare, non sto dicendo che dobbiamo dimenticare quello che siamo, ma sarebbe impossibile farlo. Ma quello che siamo oggi è semplicemente il risultato di una serie di passaggi, e quello che saremo domani sarà necessariamente diverso. Cioè è più semplice di come ce la vogliamo raccontare. Poi in momenti storici come questo, quindi in momenti storici complicati, aggrapparci a qualcosa di sicuro, che noi riteniamo sicuro, ci aiuta. E quindi non mettete il burro nella carbonara perché vi uccidiamo, va bene? Ascolta, prima di sentire dal pubblico se hanno qualche domanda, c'è un tema legato alla formazione professionale. Allora, prima citavi queste grandi trasmissioni, insomma, qualche anno fa queste grandi trasmissioni comunque hanno portato anche a un'attenzione dal punto di vista per i ragazzi di intraprendere. Utilizzo la parola, voglio diventare uno chef. Quindi tante scuole alberghiere hanno trovato anche nuovi ragazzi che sono iscritti. Com'è lo stato dell'arte adesso dal tuo posto della formazione professionale? So che il tema è abbastanza critico, perché tutti quanti, a prescindere dal settore, dicono che le persone sono quelle che mancano. E nella ristorazione? Nella ristorazione bisogna lavorare il sabato, la domenica e la sera. Questo è il tema. Una passeggiata. Non si trovano le persone, almeno non so, le trovate? Si fa fatica, no? Ultimamente moltissimi di voi mi dicono: ma io li pago, ma li pago tanto, ma non vengono lo stesso. E non vengono lo stesso un po' forse perché il Covid non ci ha aiutati da questo punto di vista. Un po' perché le persone hanno maggiore consapevolezza, forse non è così sbagliato, no? Il fatto di avere maggiore consapevolezza su quanto la vita privata sia importante, il tempo libero sia importante. E poi noi abbiamo scritto tantissimi articoli su questo argomento, perché è un argomento che ci sta molto a cuore, e abbiamo fatto fare proprio anche delle statistiche. Ci sono meno persone, abbiamo fatto meno figli, e quindi ci sono meno persone, e quindi
necessariamente ci sono meno persone che poi arriveranno in questo settore. È fisiologico semplicemente, perché calo delle nascite, calo della forza lavoro. In più probabilmente c'è anche molta più gente, almeno io parlo dal mio punto di vista milanese, che non vuole più cucinare o che cucina molto meno a casa, quindi c'è molto più bisogno di avere personale in questo settore. La formazione, ma loro secondo me lo sanno molto meglio di me, è tragica in questo momento storico, ma forse non solo. Se fai un alberghiero, quando fai 2 o 3 ore di cucina pratica già è un miracolo. E quindi la formazione necessariamente si ribalta su di loro, che devono poi ricominciare sostanzialmente. E purtroppo è un settore che non ti permette di avere una formazione teorica, cioè sì, puoi avere una formazione teorica, servono, ma sappiamo bene che finché non lo fai, non lo saprai mai fare. E quindi questo rimane un grande tema. Io penso che, per esempio, regolarizzare i flussi migratori in maniera importante in questo settore aiuterebbe moltissimo, perché sono persone che hanno molto più bisogno di lavorare e hanno molti meno problemi nel fare dei lavori che magari per i ragazzi italiani non hanno più così grande appeal. Perché comunque è un lavoro impegnativo. È un lavoro faticoso, ma come dicevo all'inizio, è un lavoro faticosissimo, ma è un lavoro soprattutto che ti impegna in momenti che sono socialmente rilevanti. E spesso noi non vogliamo essere impegnati il sabato e la domenica perché vogliamo andare al ristorante. Ma come faceva notare una mia carissima amica che lavora in sala, ma poi dove andiamo se nessuno viene a lavorare? Cioè è un cortocircuito, perché se loro non vengono a lavorare perché vogliono andare al ristorante e godersi la vita, Ma non c'è personale. ma non c'è personale, come facciamo? Ha ragione. Allora, prima di arrivare a una conclusione del nostro dialogo, volevo sapere appunto se qualcuno aveva una domanda, una curiosità, un tema anche Sono tutti timidi. sul quale confrontarsi. Di solito quando si rivolge questa domanda... Attimi di panico. Allora, nell'attesa che vediamo Aspettano che di leggere il libro che prima, si alzi la prima mano, che domanda faresti tu a loro? Allora, questa è una sala appunto di professionisti in questo ambito. Cosa ti verrebbe da chiedere? È una cosa che chiedo sempre quando facciamo il festival a Milano. Cosa possiamo fare noi per voi? Cioè cosa il giornalismo enogastronomico non ha ancora fatto che invece sarebbe determinante per migliorare questo settore, per farlo capire di più, per portare più persone a capire meglio il lavoro che fate. Ecco, abbiamo un microfono. No, sentiamo. Grazie. Grazie. Intanto mi è piaciuto tutto quello che ha detto. È molto gentile, grazie mille. E qui in questa sala c'è l'eccellenza e di questi voi come stampa dovreste basta parlarne. Grande successo. Invece, secondo me, tutti gli altri 20-30 mila cuochi che ci sono in Veneto, in Italia, per fare e se noi siamo l'eccellenza è merito anche loro. Punto. Grazie. È uno spunto bellissimo. Beh, allora, posso iniziare io, poi
No, allora, io credo che tu, Anna, comunque già nel tuo percorso sei sempre a caccia di quelle storie che non sono già arrivate, ma che però contribuiscono a far sì che chi è già arrivato poi possa dare ancora di più. Dimmi se sbaglio, insomma. Tu sei sempre in giro per Sì. l'Italia, sei proprio anche in luoghi che... Ci proviamo, però è vero, è una cosa che ci diciamo ad ogni riunione di redazione, ogni settimana, diciamo, però dovremmo iniziare a parlare anche di quelle cose. Poi però ci sono tanti che fanno delle cose significative, tanti di voi intendo, e quindi non si riesce mai a far tutto, ma prometto solennemente, lo prendo come impegno personale, che proveremo a fare anche tanti focus sul resto della ristorazione, che poi è la ristorazione che è frequentata dalla maggior parte delle persone. Sì, è assolutamente uno spunto interessantissimo. C'è qualcun altro che vuole condividere una riflessione, uno spunto, una domanda? Prego. Sì. No, è che ogni tanto... No. Sì. Sì, dobbiamo assolutamente farlo e forse dovremmo farlo tutti insieme, no? E provare a sottolineare quanto è il costo effettivo di quello che arriva nel nostro piatto. Tra l'altro è anche una bella giustificazione, è sbagliato perché nessuno deve giustificare il costo che applica, ma una spiegazione del perché quel costo, perché poi tutti pensano che voi abbiate dei guadagni faraonici e abbiate delle case alle Maldive, cosa che è vero, no? Cioè tutti avete la casa alle Maldive. E invece poi magari appunto ignorano quanto basso è effettivamente il margine finale del tutto e quanto si debba lottare poi per mantenere quel margine a lungo. Prego, la signora. No, non prende. Che Gualtiero Marchesi, buongiorno, recitava: la semplicità è una conquista, e credo che sia la vera essenza per fare una buona cucina. Premetto che io non sono una cuoca, il cuoco è lui che sopporto da 54 anni. Se mi lasciate il tempo, vorrei dire qualcosa circa le scuole alberghiere, che per noi dovrebbero essere istituzioni vitali. Secondo me, che mi considero modestamente una maestra della ristorazione nel campo della sala, per esempio, modesta, vero Prest? Ecco, la scuola alberghiera dovrebbe essere improntata in maniera diversa, dallo Stato naturalmente. Mi spiego. Un ragazzo esce dalla terza media che ha 13-14 anni, se non è stato bocciato. Non sa che pesci pigliare, che scuola prendere. Pensa alla scuola alberghiera, magari spronato dai genitori, perché la scuola alberghiera è la strada più facile, secondo lui, per arrivare a un diploma, si arriverà ai 5 anni, per poi magari accedere a un'università, ma intanto quella è una strada facile. E qual è l'errore che fa la scuola alberghiera? Che nei primi 3 anni di scuola pseudo insegna sempre con orari molto ristretti
la pratica che riguarda la cucina e che riguarda la sala. Sempre troppo poco. Negli ultimi 2 anni, la quarta e la quinta, addirittura l'indirizzo che il ragazzo ha preso non viene quasi più praticato dal ragazzo, non fa pochissime ore, forse neanche, di sala e pochissime ore di cucina, quasi niente. Quindi arriva al diploma che ha anche quasi dimenticato lo scopo per il quale dovrebbe iniziare una professione. Secondo me, per esempio, il livello svizzero è l'ideale che l'Italia dovrebbe adottare per costruire una scuola alberghiera adeguata che vada bene poi per chi l'ha scelta e per chi riceve e fa crescere questi ragazzi. Grazie dell'attenzione. Tema centrale. Poi io personalmente, poi da genitore, questo lo allargo in generale a una riforma della scuola, al di là che sia alberghiera o meno. Ma allora abbiamo 5 minuti, prima poi del momento importante, insomma, delle premiazioni. Allora direi che questo libro lo lasciamo nelle mani dei presenti che poi avranno il piacere di leggerlo e magari si metteranno in contatto con te se hanno poi domande Mi farebbe piacere, mi farebbe o molto commenti piacere. a riguardo. Invece l'ultima domanda che volevo farti è legato a ciò che accade ormai da un paio d'anni a Milano, ma non solo, parte dalla testata gastronomica, che non è solo più una testata, ma è diventato anche un festival di gastronomica. Parlaci un attimo in cosa consiste e perché è un tema interessante, soprattutto oggi che parliamo di innovazioni, di giovani e di futuro, dove sta andando il cibo. Era un'idea nata nella mia testa parlando con alcuni ragazzi che stavano iniziando questa professione prima del Covid. Poi necessariamente, insomma, l'abbiamo dovuta abbandonare, ma nel 2022 siamo riusciti a portarla in vita. È un festival dedicato alle giovani generazioni che lavorano in questo settore: cucina, pasticceria, pizzeria, sala, vino, mixology. È aperto veramente a tutti. L'idea è quella di portare delle esperienze di persone che hanno costruito la loro carriera. Giancarlo è venuto per esempio a parlare all'ultima edizione, ma ce ne sono stati tanti di chef che ci hanno accompagnato. E poi un momento invece non dall'alto in basso, ma un momento in cui i ragazzi che fanno queste professioni, che riempiono i ristoranti e i locali, si confrontano a dei tavoli di lavoro. È un modello che noi abbiamo mutuato dagli sviluppatori informatici, che l'hackathon, esattamente, quando hanno un problema da risolvere, un problema tecnico da risolvere, si incontrano intorno a un tavolo e ragionano insieme per capire come risolvere questo problema. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, ma facendo dei tavoli di lavoro sui grandi temi che sono dei problemi per la ristorazione. È un momento per me meraviglioso, perché riuniamo in un teatro a Milano 300, l'ultima volta erano 320 giovani, provenienti da tante esperienze in tutta Italia, che si confrontano su 25 tavoli di lavoro diversi. Quello che ne esce, io pensavo una gran confusione, invece no, sono bravissimi, è sì, forse è un decalogo per il futuro, una speranza. Quello che vedo quando loro vanno via è che hanno molti più dubbi di quando sono entrati, come sempre quando ci si confronta, ma hanno anche intessuto delle relazioni importanti e hanno condiviso delle soluzioni che magari altri non avevano preso in considerazione, e questo scambio per me è la cosa più bella che si potesse regalare
a questo settore, in un momento in cui lo scambio, soprattutto tra i giovani, è quasi sempre digitale. L'idea di fare un evento fisico per me era fondamentale, proprio perché è importante che si guardino negli occhi e dialoghino davvero. In alcune occasioni è successo che sono nati anche dei locali, perché alcune persone che si sono trovate a dei tavoli poi insieme hanno sviluppato dei nuovi format, e credo che sia bello che un giornale diventi anche un veicolo di comunicazione per il settore che racconta. Il Festival di Gastronomica nasce a Milano, il prossimo anno farete la terza edizione, quarta edizione, però quest'anno avete fatto delle pillole, dimmi se sbaglio, in Piemonte e in Sicilia. Quindi la domanda finale, poi ci lasciamo le premiazioni, quando è che arriva in Veneto? Quando lo organizzi? Allora, detto ciò, Anna Prandoni, in senso buono, grazie Anna. E naturalmente un complimento a tutti voi che siete qua oggi a ricevere un premio prestigioso. Grazie per la pazienza. Grazie Anna Prandoni, giornalista e scrittrice, e Andrea Bettini, narratore di Impresa. Grazie molte. Io adesso invito qui sul palco che ci raggiunga Eugenio Gattolin, segretario generale Confcommercio del Veneto, ma anche Paolo Arteglio, presidente FIPE del Veneto, e Matteo Musacci, vicepresidente nazionale. Prego, prendete posto. La parola. Allora, 2 saluti proprio per incominciare, anche per dare avvio a quelli che sono i riconoscimenti e poi le premiazioni. Esatto, No. io direi, visto che io ho già fatto i miei saluti iniziali e il tempo scorre, io direi di passare subito la parola a Matteo e ringraziare. Prima... Vuoi parlare prima il nostro segretario? C'è un perché. Sì. No. Allora intanto grazie per essere venuti a questo appuntamento annuale. Vedremo di riuscire a aggiungere anche quello di gastronomica, nel senso di aggiungere anche un momento dedicato a mettere insieme i giovani con gli esperti, tra virgolette, i ristoratori del nostro territorio. Per noi diventa sempre più importante poter promuovere queste attività, che ha un valore importante anche per il nostro sistema veneto, per il nostro sistema produttivo, per il sistema turistico, perché è molto vario, molto diverso, molto diversificato, con grandi specialità e con grandi anche format innovativi che seguiranno, che stanno avviandosi nel nostro sistema. Per cui il nostro compito è di dar valore a questa esperienza, a questo vostro settore, con tutte le criticità e le difficoltà che ci sono, gli impegni con il mondo giovanile, con cui dovremmo dialogare maggiormente, ecco, per cui forse non è solo il sabato e la domenica, ci possono essere anche altri elementi, ma anche modelli di format che possono aiutarci a poter coinvolgere un pubblico più ampio e degli operatori, insomma, in grado di traghettare questi passaggi anche generazionali. Porto i saluti oggi, il Presidente Zaia non ha potuto essere presente perché pochi giorni fa hanno convocato questo incontro importante in Consiglio regionale con tutta la Giunta al completo sul tema dell'autonomia. Noi lo incontreremo nei prossimi giorni perché anche noi dovremo essere coinvolti nel discutere un po' su questo tema che diventa ormai urgentissimo e con problematiche abbastanza rilevanti. Per cui insomma, un grazie a voi. Noi come Confcommercio cercheremo di proseguire in questa azione attraverso anche i bravi operatori che abbiamo nel nostro territorio, delle Confcommercio, delle FIPE provinciali, che si occupano e che cercano di ascoltare e promuovere iniziative e azioni che possano dare valore alla vostra attività e a quella dei vostri colleghi. Grazie. La sala è bella gremita. Riprendere il punto della situazione. Sì, quindi riprendo i saluti e ovviamente con i miei ringraziamenti, perché se oggi siamo qua siamo perché ci siete voi, che siete le eccellenze, quindi oggi è la festa vostra e quindi non solo noi come FIPE sia regionale e nazionale, ma penso che voi avete un ruolo ormai che state facendo veramente gli ambasciatori del turismo per la Regione Veneto e quindi anche per tutta l'Italia, quindi
Io dico sempre che il secondo punto perché un turista viene in Italia è sempre per l'enogastronomia, e quindi se noi siamo i primi regione è un grazie veramente di cuore a tutti voi, perché io so i sacrifici che ognuno di voi fa per essere sempre aggiornato, per portare sulla tavola sempre dei piatti prelibati, e ovviamente anche, come diceva la giornalista, questa tradizione, che poi non è una tradizione perché c'è un'evoluzione sempre su tutti i piatti, è grazie al tempo che voi passate nelle vostre cucine, togliendo anche il tempo alle vostre famiglie, e quindi va un grazie a voi ma anche alle vostre famiglie, perché capisco quanto le vostre famiglie vi devono stare vicini in questo momento che voi avete, che vendete che sacrifici nella vostra situazione. Quindi grazie ancora di cuore, e speriamo che la nostra regione sia sempre la prima come situazione turistica e sempre prima anche per la grande gastronomia che abbiamo. Quindi un grazie di cuore. Grazie. A lei la parola, Matteo Musacci. Lei ha anche un compito particolare, ci fa onore essere qui presente, qui con noi. No, l'onore è mio. Intanto grazie al Presidente Artelio, all'amico Paolo che mi ha invitato, grazie a tutti i presidenti FIPE del territorio della Regione Veneto, grazie anche a tutti i funzionari e soprattutto insomma, ai ristoratori che oggi sono qui presenti, che insomma, dimostrano l'eccellenza ma anche insomma, l'ossatura di questo nostro paese, di questo nostro far sindacato datoriale. Allora, prima di tutto ovviamente porto i saluti del Presidente nazionale Lino Stoppani, che oggi non è potuto intervenire, al suo posto sono qui io, e parto da una frase che ha detto prima la dottoressa Prandoni, tra l'altro l'intero intervento mi è piaciuto tantissimo perché ha parlato minuziosamente di quello che è il nostro mondo, dimostrando di conoscerlo molto bene, ma ha detto una frase dalla quale voglio partire, e cioè che raccontando le piccole storie riusciamo poi a raccontare la storia più grande. Ecco, la faccio mia dicendo, è dalle piccole storie di ognuno di voi che noi cerchiamo come FIPE Confcommercio di fare rappresentanza. Cosa significa fare rappresentanza nel nostro mondo e al nazionale? Significa portare avanti gli interessi di un mondo, il nostro, quello dei pubblici esercizi, che ha all'incirca più di 300.000 imprese su tutto il territorio nazionale e 1 milione di lavoratori occupati. 1 milione di lavoratori occupati con un contratto, il nostro, quello di FIPE Confcommercio, che peraltro a giugno scorso abbiamo rinnovato con grandissimi sforzi di trattativa con i sindacati, aumentando la massa salariale dei nostri lavoratori, proprio andando incontro a quella che è la difficoltà anche nel reperire il personale, ma sapendo anche che per noi imprenditori è uno sforzo grandissimo in questa situazione di cuneo fiscale che ci tartassa ogni giorno nel aumentare gli stipendi in questo modo e anche il welfare aziendale. Però dicevo è un contratto che è tra i primi 3 contratti in Italia, cioè dopo i metalmeccanici e il commercio ci siamo noi e in nessun altro paese è così. È un settore, il nostro, che va in controtendenza rispetto al dato nazionale nelle imprese giovanili. Sul dato nazionale le imprese giovanili che hanno chiuso da qui a 10 anni sono 160.000. Noi siamo in controtendenza. Il nostro è un settore appetibile all'imprenditorialità giovanile. Stessa cosa sulle donne. Le donne, il dato nazionale aggregato il meno 12% di lavoro femminile, al sud con picchi del 25% rispetto alla media europea. Il nostro settore è un settore che dà tantissimo lavoro alle donne. Allora proprio per queste ragioni tentiamo di fare rappresentanza. E come la facciamo? La facciamo anche, visto che se ne parlava prima, Renata, ne parlavi prima della formazione, la facciamo con la revisione delle scuole alberghiere, la revisione degli stage, il progetto PTCO. Non è possibile che i giovani possano fare soltanto 2 settimane di stage all'anno
in ristoranti che magari sono lontani dal territorio e quindi non vengono rilasciati dal territorio. C'è bisogno, e questo è un progetto, Camera di Commercio, scuole alberghiere e FIPE, di una grossa revisione, di certificare le competenze. Non può essere che venga certificata la competenza di una persona che impari l'inglese e non che impari a far sala, che impari a far cucina e che impari a far hotellerie più in generale. Quindi certificazione delle competenze, primo pilone, ci stiamo lavorando. Secondo pilone, ITS, dobbiamo lavorare sull'intero tessuto nazionale perché l'ITS sia un'eccellenza esattamente come esiste in Germania l'ITS e quanto in Germania rilascia sui territori. Terzo pilone, i master. Abbiamo da poco, ero nei giorni scorsi col professor Brai, abbiamo da poco lanciato il master per gestione delle imprese della ristorazione insieme a Treccani. Quella è un'altra grandissima opportunità di imprenditorialità per i nostri giovani. Allora, su questi piloni qua cerchiamo di fondare la formazione. Non è abbastanza, abbiamo estremo bisogno di personale qualificato e dobbiamo prima di tutto noi raccontare alla stampa che fare il cameriere è una bella cosa, fare il cuoco è una bella cosa e dobbiamo valorizzare. Io ricordo sempre i paesi esteri, ci sono tanti paesi esteri, non li cito perché li sapete, che fino a tanti anni fa, 10-15 anni fa, mangiavano aringhe sotto sale e oggi invece stanno al top del mondo. Oggi noi invece siamo stati sempre al top del mondo ma non abbiamo i soldi per poterlo promuovere. Finito e chiudo perché è il vostro momento e non il mio. Tutto questo si condensa in una cosa che secondo me è la più importante. Presto, speriamo in questa finanziaria, se non ci riusciamo alla prima norma possibile, di inserire quella norma, la legge che indichi che il terzo sabato di maggio di ogni anno ci sia la giornata della ristorazione. Lo abbiamo fatto per 2 anni, lo abbiamo fatto simbolicamente. Vogliamo farlo invece permanentemente, vogliamo che diventi un appuntamento perché i vostri locali e i locali di tutti i vostri colleghi sono presidi di legalità, sono presidi di sicurezza, sono luoghi sociali. Bisogna che questa giornata racconti soprattutto questo. Noi non facciamo solo da mangiare, siamo presidi. Buon premio. Grazie. Adesso lei ha un ruolo particolare, vero Presidente? Era solamente anche per dire che grazie a Matteo che ci ha detto quello che stiamo facendo ed è questo che dobbiamo dire, è un ringraziamento forte che dobbiamo portare al nostro Presidente nazionale Lino Stoppani e al Direttore Generale Calugi, perché veramente su questa situazione io li vedo a Roma che sono spesso giù, ci stanno lavorando, è stato bravissimo Matteo a farci la spiegazione, quindi pensiamo di portare a casa tutti questi risultati in tempi anche brevi. Adesso cominciamo invece. Cominciamo però è un momento particolare, Sì, perché adesso. noi approfittiamo della sua presenza per conferire un riconoscimento alla carriera, un premio Oscar che lei darà insieme anche ovviamente ai nostri qua presenti. E facciamo intanto un applauso perché il premio alla carriera ve l'ha data una persona che tutti quanti voi conoscete ed è Erminio Alaimo. Non poteva non essere. Un ulteriore applauso. Eccolo qua. Benissimo. Venga qui davanti. Adesso se mi lasci. Venga qui. Attenda un attimo che adesso il Presidente legge. Perché mi serve solo un secondo perché questo veramente dal cuore, come dicevo prima, perché io al dottor Alaimo devo tutto, sono solo sull'aspetto che mi ha, tra virgolette, creato per arrivare alla mia presidenza di FIPE regionale e in più anche come uomo e quindi è stato anche vicepresidente e quindi ho un attimo da leggerti una cosa che il nostro presidente nazionale Stoppani ha voluto scrivere perché oggi voleva essere qua ma aveva anche lui un impegno importante a Roma. Trovare parole che aggiungono merito o qualcosa di nuovo alla storia umana e professionale di Erminio Alaimo non è facile, perché i risultati che ha ottenuto con l'ammirazione, la stima e l'affetto che lo circondano sono il riferimento più diretto e convincente. Erminio, con la signora Rita, ha seminato nella sua vita i veri valori imprenditoriali, fatti di capacità, competenza, coraggio, visione e anche di propensione al sacrificio, che ha saputo combinare al meglio con quelli umani e familiari. Dare continuità a percorsi difficili come quelli della ristorazione,
riuscendo cioè a contagiare positivamente con il virus del lavoro e della passione i suoi meravigliosi ragazzi. Non deve essere stato percorso né scontato né facile. In questo porto la mia esperienza personale. Infatti l'attenzione ai dettagli, la ricerca dell'innovazione, la costanza nella qualità, l'accettazione dei tanti sacrifici che questi mestieri richiedono sono aspetti imprescindibili della professione e della bella storia della famiglia Laimo, affiatata e coesa anche nelle turbolenze. È la consolante contestazione che i passaggi generazionali si possono fare, combinando la responsabilità e l'impegno del lavoro con gli effetti e i sentimenti. Ha dedicato uno spazio della sua vita anche alle istituzioni, impegnandosi anche per la categoria, e il suo incarico di vicepresidente nazionale, onorato e svolto meritandosi le nostre 3 stelle, dimostra un suo forte senso di responsabilità, che è anche un forte esempio, perché caricarsi da imprenditore affermato e noto, la responsabilità sindacale significa dare forza e autorevole voce ai problemi, alle aspettative e alle esigenze delle imprese della ristorazione, spendendosi per il bene comune. Se oggi viene premiato nella sua regione, piena di talenti, anche associativamente parlando, è la riprova del bene che ha fatto e continuerà a fare. Come Presidente FIPE sono onorato e orgoglioso di annoverare tra i nostri associati imprenditori così qualificati, pieni di senso civico e di responsabilità sociale. Scusandomi per l'assenza, porgo quindi i complimenti ed auguri ai miei di FIPE Confcommercio ad Erminio e ovviamente anche alla signora Rita e di tutta la sua meravigliosa famiglia, consapevole, ed Erminio certamente lo sa, che i grandi risultati partono sempre da casa. Con affetto e profonda stima, Lino Stoppani. Complimenti. Avremo anche 2... i miei collaboratori, i miei dipendenti, la passione. E in giro per il mondo ho parecchi miei allievi. Grazie. Adesso i miei figli continuano molto, con un'accelerazione molto maggiore della mia. Grazie. Grazie, grazie. Noi avremo anche 2 note bibliografiche, anche se sono state ben riassunte già nella lettera, però se vuole leggerle lei. Erminio, il suo primo lavoro importante inizia nel 1965 presso le Padovanelle, famoso ristorante hotel di Padova, con la qualifica di segretario economo, per poi diventare direttore e in seguito dirigente fino al 1981. Durante questo periodo è riuscito a elevare la qualità del ristorante, ottenendo la prima stella della guida Michelin. È poi il 1981 quando i giovani Erminio Alaimo e Rita Chimetto aprirono quello che sarebbe diventato uno dei migliori ristoranti al mondo, un'insegna luminosa nel piccolo centro di Sarmeola di Rubano, a pochi minuti da Padova, Le Calandre. Nel 1993 Erminio cura l'ingresso dei 3 figli nell'attività. La ristorazione di eccellenza quindi diventa sempre più un affare di famiglia, una vocazione condivisa. Le Calandre è il fiore all'occhiello di un impero del gusto e dell'accoglienza che oggi conta tante realtà tra Italia, Africa e Europa, dove le 3 stelle delle Calandre offrono uno scorcio sulla grandeur tecnica e imprenditoriale di questa famiglia nell'ospitalità. Dalla stesura del primo capitolo sono trascorsi ormai più di 40 anni di lavoro, riconoscimenti e impegno. Impegno che il direttore, come Erminio Alaimo è chiamato nel suo ambiente lavorativo, ha profuso anche in ambito associativo. Fin dai tempi giovanili alla direzione delle Padovanelle è sempre stato socio dell'APPE, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova, diventandone consigliere e ricoprendo nel triennio 2000-2003 il ruolo di vicepresidente vicario, per poi assumere nell'ottobre 2003 la carica di presidente, mantenuta ininterrottamente per 20 anni. Erminio è stato socio fondatore, vicepresidente e poi presidente del gruppo ristoratori padovani dalla nascita fino al 1995. Nel giugno 2005 viene nominato presidente regionale della FIPE Veneto, carica che ha mantenuto fino al 2022.
Dal 2005 è anche dirigente nazionale della FIPE in qualità di componente del comitato direttivo e della giunta di presidenza e dal 2015 ne diventa vicepresidente. Nel 2006 riceve l'onorificenza al merito di Cavaliere della Repubblica Italiana e nel 2021 quello di Ufficiale della Repubblica. Abbiamo fatto un brevissimo riassunto, sicuramente incompleto, della inimitabile carriera personale e professionale di Erminio Alaimo, un maestro per generazioni di ristoratori, una persona prima di tutto che ha saputo essere un riferimento per tanti colleghi. Per questo oggi FIPE Veneto con immenso piacere gli consegna un attestato di stima. Io mi permetto, posso dire una parola su Erminio, anzi due. Allora, nel 2000 avevo 19-20 anni, non ricordo quindi quanti anni avevo, l'anno, insomma, c'era un'iniziativa di Slow Food e con 100 euro tu potevi scegliere un ristorante tristellato e andare a mangiare. Io scelsi le Calandre. Ancora non facevo parte di FIPE, quindi insomma di famiglia noi abbiamo attività nel settore, però per me le Calandre era un posto che potevo sceglierne anche altri. Io ho scelto le Calandre, quindi prima cosa, le Calandre è stato il mio primo ristorante non solo tristellato ma stellato in assoluto, quindi questa è la prima. La seconda cosa è che Erminio è stato, sì, l'ho detto prima, un dirigente nazionale, vicepresidente, però mi è stato sempre molto accanto durante la mia esperienza di FIPE. A lui devo molto come dirigente nazionale, da lui ho imparato molto e quindi per me è doppio il grazie. Grazie molte. Allora, arriviamo adesso al momento clou, diciamo, di questa mattinata. E allora, eccoci qua. Allora, riconoscimenti e soprattutto grande momento di esaltazione delle eccellenze venete. In questa era dato, ci sono due momenti, uno detto le eccellenze venete, l'altro invece le eccellenze innovative nel Veneto. Allora, le eccellenze venete riceveranno una borsa, qua ci lascia l'audio, riceveranno una borsa con all'interno, scusate, eccoci, forse questo. Riceveranno una borsa con all'interno una bellissima sorpresa, un coltello che è firmato è un marchio prestigioso, dovreste già conoscerlo perché è l'Ambrogio Sanelli, una storica azienda di coltelli professionali che sono presenti in queste premiazioni già da alcune edizioni. Siccome dopo ci sarà naturalmente anche altro, c'è la targa e poi c'è anche un bellissimo presente perché c'è un pensiero che viene fatto dalla Sant'Antonio, dal villaggio Sant'Antonio, in questa onlus. Io quindi vorrei invitare qui a salire sul palco proprio per fare un saluto Gianandrea Rossi, che è responsabile commerciale di questa storica azienda. Prego, perché è più che un prodotto di eccellenza, c'è un team, c'è un lavoro, c'è una passione, c'è un coltello straordinario. Ci sono un sacco di persone che lavorano esattamente come lavorano nei vostri ristoranti, che sono centrali per riuscire a realizzare attrezzature di cui nessuno parla. Abbiamo parlato degli alberghieri, abbiamo parlato dei ragazzi nelle sale, abbiamo parlato delle vostre brigate. Gli interventi sono stati veramente ispiratori questa mattina. Per me, per noi è centrale anche il ruolo delle attrezzature. Certo, ci occupiamo di attrezzature. Quanto dedicate alla cura, all'attenzione delle vostre attrezzature? La nostra presenza in questo senso è focalizzata su questo. E non solo il coltello, ma parliamo di padelle, parliamo di robot, parliamo di 1 miliardo di cose che utilizzate e che magari i ragazzi non hanno piena contezza di quello che sono, quanto sono importanti per avere il risultato. Dall'alberghiero in avanti, noi frequentiamo gli alberghieri con dei corsi didattici per parlare chiaramente di coltelleria, di che cos'è e di come si usa e di come si mantiene, e non esiste nell'alberghiero italiano un'ora dedicata alle attrezzature. Questa è una mia considerazione, vi ringrazio, vi faccio i complimenti, se siete qui vuol dire che l'avete sudato, quindi per noi è un grande onore. Avrete questo nostro Edifipe ricordo di questa manifestazione che sta diventando una bella abitudine di cui sempre vi ringrazio. Buon lavoro e belle cose. Mancava. Allora, questo gesto, che per molti di voi non avrà nessun senso, è una storia lunghissima per cui
ai matrimoni, ma in nessuna occasione si regalano fazzoletti o coltelli. Nella misura in cui dovesse arrivare un fazzoletto o un coltello bisogna pagarlo. Ed ecco che la signora, a nome di tutti, con un gesto di liberalità. Grazie. Quindi nella sacca avrete questo gioiello. L'altro gioiello che avete è il libro di Anna Prandoni, ricordiamolo, quindi avete modo di sfogliarlo, è veramente piacevolissimo, quindi avete avuto anche l'opportunità di sentirlo e sarà un'occasione in più. Allora adesso procediamo. Io invito qui davanti con noi Graziano Prest, che è presidente della Pipe di Belluno, grazie, per consegnare il riconoscimento al ristorante Alaimo di Cortina e ritira Marisa Haff. Se non c'è Marisa Haff, verrà Massimiliano ed Erminio Alaimo. Eccoli qua. Beh, abbiamo anche l'onore di avere Massimiliano Alaimo oltre a Erminio. Grazie. Restate davanti, allora, siccome dopo viene fatta la foto di gruppo, vi mettete lì in parte, lì sulla destra, ma restate sempre qui davanti. Segue Baita, Pieto Fana, sempre di Cortina d'Ampezzo, Michele Oberhammer, titolare, con Federico Rovacchi, che è lo chef. Allora, intanto Allora, a questo punto le foto di gruppo non riusciamo a farle perché sono in troppi, penso, per cui dovreste restare tutti quanti davanti, le facciamo dopo, esatto. Allora, Baita, Pieto Fana, Cortina d'Ampezzo, sempre in provincia di Belluno, Michele Oberhammer e Federico Rovacchi, lo chef, se c'è. Poi Dolada di Alpago, Rosanna Roma con Vincenzo De Pra. Locanda San Lorenzo di Puos d'Alpago, Sandra Dalfarra, ritira. Ritorniamo a Cortina, il ristorante Tivoli, e ritira Graziano Prest. Si auto. Ecco. Però il presidente Artelio consegna il premio. Grazie mille. Allora facciamo la foto di gruppo adesso per il territorio provinciale di Belluno, se riusciamo. È difficile. Adesso passiamo invece, ecco, ci riusciamo ad andare tutti quanti? No, sono troppi, vabbè, lo facciamo dopo allora. Dai, passiamo adesso a Padova, ristorante Incalmo di Este, in provincia di Padova, Riccardo Scacchetti e Michele Carretta. Federica Luni, presidente FIPE di Padova, eccola qui, grazie, che consegna il premio insieme al presidente Artelio. Ecco, bella applauso, facciamo anche la foto. Ci spostiamo a Pontelongo, il ristorante Lazzaro 1915, Matteo Varotto e Gianmaria Carraro, premia sempre Federica Luni con il presidente Artelio e il vicepresidente nazionale, grazie. Sì. Passiamo adesso a Rubano, le Calandre, Erminio Alaimo, naturalmente non può mancare, però anche Massimiliano presenti per ritirare il premio, grazie. Se non menziono qualcuno, per cortesia alzatevi o venite lo stesso, perché è una lista fatta work in progress, per cui non offendetevi, ma venite sullo stesso, oppure veniteci a dire che manca qualcuno, perché non si sa mai. Ci portiamo a Borgoricco, ecco, un bel applauso. Ci portiamo adesso a Borgoricco, Storie d'amore e ristorante. Non credo che ci sia nessuno che lo rappresenta.
e quindi Federica Luni lo tiene, poi lo consegnerà la segreteria. Grazie. Adesso passiamo invece in provincia di Treviso, in modo particolare ad Oderzo, quindi sale qui sul palco Dana Sartorato, che è della provincia di Treviso, presidente FIPE, grazie a lei, Gellius, Alessandro Breda dovrebbe esserci. È arrivato Alessandro Breda? No, sembra che non ci sia, quindi vabbè, dopo lo verrà consegnato dalla segreteria. Il ristorante a Villorba Vite, Hermes Basso e Camilla Meneghin, sempre Dana Sartorato, Artelio e il vicepresidente naturale consegnano il premio. Facciamo la foto. Passiamo adesso alla provincia di Venezia, potete pure prendere posto. In assenza della rappresentanza veneziana abbiamo Eugenio Gattolin che ben la rappresenta, quindi grazie Presidente di Confcommercio, Zanon che non può essere qui presente. Abbiamo Campagna Lupia, antica osteria da Cera, e se non erro non c'è nessuno perché sono impegnati a Milano, quindi Cera non c'è nessuno. Abbiamo invece a Venezia Antinos, Giancarlo Bellino e il general manager Parro Morra, in più l'ufficio stampa Michela Scappin dovrebbero essere qui presenti, eccoli qua. Sempre Venezia, tantissimi premi Venezia. Venezia Dama Hotel K. Bonfadini, abbiamo lo chef Eugenio, impresario, e il direttore Antonio Bonotto. Venezia ha anche il ristorante Glam, però non credo che ci sia nessuno di Glam, mi confermate? No, non c'è nessuno. Ancora Venezia ha il Ridotto, Nicolò Bonaccorsi per ritirare il premio. Grazie. Venezia anche, grazie, Local, però temo che non ci sia nessuno. Local, non c'è nessuno. E anche Oro, ma non penso che sia presente nessuno. Ristorante Oro, un altro riconoscimento. Comunque facciamo un applauso ugualmente. Ristorante sempre a Venezia Quadri, ritira Massimiliano Alaimo più Erminio Alaimo, vengono a ritirare il premio. Quanti premi, mamma mia! Ritiro io per comodità, ma in realtà sono gli altri che lavorano bene. Va benissimo. Ci spostiamo adesso a Scorzè, il ristorante San Martino ritira Michela Berto e Raffaele Ross. Torniamo a Venezia, abbiamo il ristorante Venissa, il Nicola Righetti ed Erika Zelante. Ancora a Venezia, Visteria con Andrea Martin che ritira e Eddie Gasparotto. Adesso ci portiamo invece in provincia di Verona, credo che con Venezia abbiamo chiuso, io invito a salire Paolo Artelio, presidente FIPE Verona, quindi resta anzi qua sul palco in duplice veste,
E quindi incominciamo con il primo ristorante che è in San Pietro in Cariano, e quindi Amistà, prego, con Andrea Marangoni e Bianchi Mattia. Ci portiamo adesso a Grezzana, Cadel Moro al ristorante, Adele Pagani e Yashel Felix per ritirare il premio. Torniamo a Verona, Casa Perbellini, ritira Giancarlo Perbellini, dovrebbe esserci. Eccolo qua. Grazie. Ci portiamo adesso a Doppeano, la famiglia Rana, Raduazzo Nicolò e Danilo Massa per ritirare il premio. Il Desco di Verona non è presente, comunque ugualmente ha avuto il riconoscimento, quindi grazie ugualmente. Poi abbiamo a Brenzone invece Ninna, e c'è qui con noi Massimiliano Consolini e Manuel Dallabona con Giacomello Terri che vengono a ritirare il premio. Adesso andiamo a Cavaillon Veronese, ristorante Oseletta, Marras Marco viene a ritirare il premio. Complimenti. Invece a Malcesine, la vecchia Malcesine, ritira Leandro Luppi. Grazie. Cambiamo provincia, ci portiamo adesso a Vicenza, invito quindi Gianluca Baratto, Presidente di Vicenza, di venire qui davanti, grazie. Resta naturalmente il Presidente regionale Artelio perché adesso cambia veste, e portandoci su Vicenza andiamo a Barbarano Vicentino, Acqua Crua, ritira il premio Andrea Fracaro e Marco De Candia. Ci portiamo adesso ad Altissimo, Casin del Gamba, Luca Dal Lago ritira il premio. Poi ad Arzignano, Damini, Macelleria e Affini, ma non mi pare che sia presente nessuno. Damini e Affini, no, non c'è nessuno. Andiamo invece a Bassano del Grappa con l'Impronta, Avogadri Laura e Mantoan Cesare ritirano il premio. Benissimo. Portiamoci adesso a Malo, La Favellina, ristorante. Dovrebbe esserci Federico Petenuzzo che ritira il premio. Grazie. Poi abbiamo
a Lonigo la Peca, però non credo che ci sia nessuno. Per la Peca non abbiamo nessuno, vero? No. Adesso invece saliamo su ad Asiago, la Tana Gourmet, Alessandro Dal Degan e Enrico Maglio vengono a ritirare il premio. Ritorniamo a Vicenza, ristorante Matteo Grandi, però non c'è nessuno per Matteo Grandi, vero? Confermo? No, comunque bravissimi lo stesso. E poi a Schio invece, Resort Spinechile, Fasolato Corrado e Bogotto Paola. Ci sono? Paola Bogotto c'è? No, non c'è nessuno? No, niente. E un altro premio che verrà consegnato. Allora un bel applauso a tutti quanti voi, grazie. In uscita riceverete questa borsa con un bellissimo contenuto molto prestigiosa. Passiamo adesso invece a FIPE Innovazione. Vorrei dare 2 parole su questa innovazione che è comunque un riconoscimento, perché siamo passati dalla sostenibilità a qualcosa di particolarmente nuovo. Ma che cosa ha colpito FIPE? Quello che adesso mi farebbe piacere proprio far parlare, perché veramente è un premio che abbiamo dentro e che sarà anche nella situazione del futuro, quindi io chiamerei proprio i premiati per poter farci spiegare quello che hanno fatto e quello che è il cuore che hanno messo in questa situazione di innovazione. Grazie. Allora io leggerò dei premiati 2 note in modo che capiremo, così non vi mettiamo a cimentarvi col microfono e magari anche ci sarà il fattore di emotività. Presidente Arteglio e Graziano Prest per FIPE Belluno, perché partiamo con Belluno, l'attività è Exprimo e dovrebbe esserci, ma non c'è Alessio De Bona. E allora leggiamo comunque la motivazione. La mia innovazione è stata tornare indietro. Questa dichiarazione tratteggia il concetto che sta alla base di Exprimo. Il ristorante è una vera e propria ditta individuale, in quanto Alessio si occupa personalmente di tutti i processi creativi, produttivi, ma anche gestionali. È un lavoro infinito e impegnativo, ma per lui l'unica strada per abbandonare ogni orpello che spesso contribuisce a creare confusione rispetto a ciò che sono le competenze e la qualità della tavola è il grande impegno. Complimenti. Portiamoci adesso in provincia di Padova, quindi Federica Luni torna qui con noi, insieme, ecco, per ovviamente dare il riconoscimento. Abbiamo Padova Nero di Seppia, bistrò d'autore, Eugenia Rubin, dovrebbe esserci, per ritirare il premio, prego. Patrizia in cucina e Eugenia in sala, le 2 sorelle Rubin da anni danno ospitalità gratuita agli artisti del territorio, dedicando ad ogni esposizione un menù degustazione chiamato menù d'autore, che accompagna la mostra per tutto il mese e mezzo di allestimento. Si crea così una sorta di gemellaggio tra l'arte culinaria e tutte le altre forme d'arte. Complimenti. Resta sempre la Presidente, Federica Luni resta qui perché abbiamo a Montagnana Aldo Moro, la Cuisine, Elisa Moro, Silvia Moro e Luca Riondato, dovrebbero venire qui davanti per ritirare il riconoscimento. Terza generazione di ristoratori, Elisa e Silvia Moro rappresentano l'innovazione nella continuità. Ha rinnovato la sala ristorante e la cantina storica del locale che risale all'epoca romana e inserito nuovi giovani collaboratori di sala e sommelier. Il menù proposto è frutto di ricerca ma anche dedizione e mira a lasciare un'emozione agli ospiti, un modo di lavorare che Elisa e Silvia autodefiniscono coloroso. Complimenti, coloroso. Presidente Luni, resti ferma lì, non si muova perché noi ci portiamo adesso a Padova, perché c'è una menzione particolare. C'è una certa pasticceria Estense, che forse lei conosce, che merita questo riconoscimento. Allora, Esther Luni
Sandro Baratto, Giancarlo Paris e Lucia Vettore, che invece sono del villaggio Sant'Antonio, per cui Esther Luni, se non erro, è la mamma. E quindi complimenti. Invece Baratto, Paris e Vettore sono del villaggio Sant'Antonio, la cui opera la trovate all'interno, menzionavo prima, della borsa. Ricevono questa menzione particolare. È una pasticceria storica di Padova che quest'anno festeggia i 65 anni di attività. Buon compleanno. Anni che raccontano storie di collaborazione e condivisione a 360 gradi con tutto il territorio padovano. Una su tutte, da 4 anni, in ogni lievitato di Pasqua e Natale, viene inserita una sorpresa realizzata interamente a mano da persone diversamente abili della comunità alloggio del villaggio Sant'Antonio di Noventa Padovana. Un modo diverso per rendere più magico il momento della festa. Complimenti. La signora si chiama la Tatiana. La Tatiana è buona, è tenera, oggi martedì. Ecco voi, la Tatiana! Benissimo. Grazie. Grazie mille. Io invito adesso Dana Sartorato, presidente FIPE di Treviso, a salire sul palco. Passiamo in provincia di Treviso. Il ristorante Treviso Tiramisù, Elisa Menuzzo e Paolo De Biasi per ritirare il riconoscimento. Pasticceria, ristorante, scuola di cucina e uno spazio multisensoriale per eventi. Tutto questo è Treviso Tiramisù, un luogo che celebra il territorio attraverso il tiramisù, ma anche con una cucina tradizionale innovativa, ispirata alla tradizione veneta proposta in chiave moderna, basata sulla selezione di prodotti del territorio, seguendo la stagionalità. Andiamo a Mogliano Veneto, da Bistrò, Michael Kama e Angela Prompavat che ritirano il premio. È un bistrò di charme ispirato ai dinner gourmet anni 50. Dada è lo spazio informale dove rifugiarsi da mattina a sera tra mobili dal sapore vintage e brocanterie scovate in mercatini e soffitte della nonna. Sesto elemento che rende ancora più speciale il luogo è la musica, frutto di una ricerca costante che parte dal folk francese, irlandese o internazionale per approdare a morbide sonorità jazz. Il menù segue lo stesso approccio di meticolosa ricerca a partire dai prodotti freschi, acquistati quotidianamente al mercato di fronte o recuperati da fornitori selezionati, come ad esempio il pane, realizzato solo con farine di lievitazione speciali che garantiscono una straordinaria leggerezza a sandwich e toast. Complimenti. Passiamo adesso a Venezia, Eugenio Gattolin prende il posto di Massimo Zanon, eccolo qua, benissimo. Allora, a Venezia ristorante alla Torre di Concordia Sagittaria, Nevio Zulian ritira il premio. La storia del locale inizia oltre 100 anni fa, ma è nel 2002 che Nevio Zulian rileva la gestione. Giovane chef, diplomato all'alberghiero nel 1995, decide di mettersi in proprio con tanto entusiasmo e voglia di fare. La collaborazione con fornitori del territorio e i recenti investimenti in attrezzature moderne a forte risparmio energetico caratterizzano un'offerta ideale anche per i ciclisti e podisti che frequentano la zona. Grazie. Allora, Paolo Artelio resta lì perché passiamo adesso a Verona. Abbiamo Basei Bistrò di Verona e Alberto Buratto e Ilaria Marchi che ritirano il premio. Basei Bistrò è un locale di nuova apertura che lancia una proposta innovativa.
offrendo ai veronesi e ai turisti il Gourmand un luogo esclusivo dove poter assaporare ben 80 eccellenze italiane, con la possibilità di partecipare a 15 esperienze sensoriali, uniche tra l'altro, nelle quali si valorizzano i prodotti e i produttori di tutta Italia. Tra i percorsi citiamo la degustazione di caffè, quella del tè, quella del caviale, quella dell'aceto balsamico. Non mancano i viaggi tra le diverse tipologie di amarone, la reinterpretazione dello spritz veneziano e lo stregotto, un drink che nasce dall'unione di due icone italiane, il liquore Strega e il chinotto Tassoni. Grazie. Passiamo adesso a Vicenza, quindi Gianluca Baratto, però il Presidente Artelio resta sempre qui con noi, in modo particolare a Lonte, Camaleonte Cucina Caffè, Deborah Rosa, Francesco Balsamo, Federico Zambon, Alvise Ballarin. Camaleonte Cucina Caffè nasce come locale multitasking che concilia una filosofia di bar e ristorazione innovativa e fusion. Radicato nella tradizione dei sapori del territorio locale, sa guardare anche alle eccellenze italiane ed internazionali. Il suo nome, Camaleonte, vuol trasmettere le capacità di poter trasformare offerte e servizi diversi nel corso della giornata, adattandosi continuamente alle molteplici esigenze del cliente, proprio come il celebre rettile sa cambiare il suo colore e in base a ciò che lo circonda lo fa. Dalla colazione alla cena, dal pranzo all'aperitivo, l'obiettivo è quello di trasmettere la passione per il lavoro e di trasformare ogni esperienza in un'emozione. Complimenti. Allora, è arrivato il momento conclusivo. Presidente, possiamo così chiudere questo momento importante, significativo, anche veramente emozionante, con tantissime stelle, cappelli di cuoco, con tutto quello che può essere celebrato e con l'auspicio che tutto questo possa incoraggiare a crescere ancora. Cosa dice? Allora, un piccolo... Sì. Chiedo scusa che non c'entro niente. No, c'entro qualcosa. Prima è venuto da piangere perché i miei genitori, Giuseppe e Maria, avevano una trattoria in provincia di Bergamo, Trattoria del Ponte. E mi sono ricordato di un episodio capitato nel 1971. C'era mio papà in ospedale per un'ernia e mia mamma era andata in ospedale da lui. Eravamo rimasti, io 11 anni e mia sorella 12 nella trattoria. Alla sera non davamo pasti, ma sono arrivate 7 persone della Guardia di Finanza che erano abituati a mangiare lo speziatino coi funghi di mia mamma con la polenta. Siccome mio papà mi diceva che il lavoro si ruba con gli occhi, si impara dagli occhi, io avevo imparato, guardando mia madre, come si preparava lo speziatino. Allora non esistevano i cellulari e quella sera mi sono cimentato per la prima volta in cucina a preparare lo spezzatino coi funghi e la polenta ed è andata bene. Ecco, però mi ha ricordato proprio questo episodio, questa giornata, proprio per la tradizione familiare, l'impegno e... Scusate comunque, vabbè. Grazie. Grazie, bellissima anche questa testimonianza. Prego. Sì, infatti adesso siamo arrivati alla conclusione di questa mattinata che per me è ricca di emozioni e ovviamente tutti quello che è stato parlato dalla giornalista a quello che ci ha detto Matteo su quello che facciamo come FIPE e alla situazione vostra, del vostro continuo impegno. Quindi io spero, e devo dare un grazie che prima mi ero dimenticato, ma nella considerazione veramente, come diceva Matteo, a tutti i presidenti FIPE provinciali e ovviamente a tutte le situazioni che ci sono all'interno di FIPE, quindi tutti i lavoratori delle valle provinciali, perché se oggi siamo qua è grazie anche a loro. Un grazie di cuore sempre più sentito all'Aimo perché è stato lui a volere questa situazione ancora 5 anni fa e quindi cosa dire, speriamo sempre di ritrovarci, di essere sempre, migliorare ovviamente sempre la nostra enogastronomia e quindi speriamo anche come diceva Matteo che i giovani come ci sono continuano a venire ovviamente nei nostri locali ad imparare perché il futuro è loro e quello che abbiamo detto prima e che ho sentito dire al Presidente Stoppani, il passaggio generazionale è un passaggio importante, quindi quello che ha fatto la famiglia Laimo spero che si riesca a tutti che hanno dei figli
in questa situazione da poter ovviamente cominciare a preparare i passaggi generazionali, perché non possiamo permetterci di perdere quello che sono le nostre tradizioni, quello che sono le nostre eccellenze, e quindi il futuro nei giovani è la roba principale. Quindi a tutto vi auguro una buona giornata, un proficuo ancora lavoro, e mi raccomando che voi siete gli ambasciatori del turismo veneto e italiano. Grazie ancora. Allora, un attimo solo, perché sembra che sia arrivato per il riconoscimento FIPE Innova ed Exprimo il ristorante, Alessio De Bona, giusto? Alessio De Bona, ecco. E c'è un ritardatario, Presidente, deve consegnarlo adesso la targa. Grazie. Allora, mentre fanno la foto, io vi ricordo che adesso qui c'è un bellissimo buffet, un'occasione per stare insieme e anche fare un brindisi a tutti quanti voi. Grazie a tutti, grazie a FIPE Confcommercio, grazie a voi che avete partecipato e alla Regione del Veneto.